Amici bellini, Conte si è iscritto al canale, si ha lasciato i like, ha lasciato pure l'hype. Oramai è uno scherzo che ci diciamo tra di noi quando delle cose che poi escono. La conferenza, si è parlato non più di Champions ovviamente, ma molto del turnover. Cominciamo. Allora, benvenuto Pasquale Ruberto. Prima di tutto ringrazio il Napoli che invece di farla alle 2:30 io con due occhi così mi ha dato un paio d'ore in più per potermi svegliare, il caffè eccetera eccetera, e quindi l'abbiamo ascoltata senza il patè d'animo. Lasciate un like per le cose che dice alla fine Conte di Elmas, perché non voglio fare il cretino che Conte sente a me, assolutamente no, però l'intuizione è solo l'intuizione. Poi volevo dire una cosa di inciso, ho letto un messaggio di un amico bellino abbonato, Dome, che voleva fare il fantacalcio eccetera eccetera. A tutti quelli che sono abbonati mi dovete scrivere sempre in privato, altrimenti non posso aggiungere, perché YouTube non me lo dice finché non vedo il vostro commento e me l'hanno segnalato. Mi dovete scrivere in privato sui mini social e vi posso aggiungere al Telegram. E stiamo aggiungendo il Fanta Champions, che dovrebbe essere libero, cioè senza vincoli di quante squadre, perché è all'istone. Se qualcuno vuole fare ancora un Champions insieme a noi tra gli abbonati, c'è questa possibilità, che quindi non c'è vincolo di squadre. Dai, abbonatevi, iscrivetemi. Allora, ci spostiamo perché la faccia di Conte è più importante della mia. Un sorriso. È il momento della verità, gli chiedono, perché siccome giustamente nella domanda c'è già la risposta, ma Conte la sviluppa. Si gioca ogni 3 giorni, dobbiamo cominciare a inserire anche gli altri. Noi questo aspettiamo, capire se esistono dei titolarissimi che di Mazzarriana memoria, anche Sarriana memoria, senza dubbio, per il campionato, oppure vai liscio per la Champions, oppure questa partita di Champions in teoria la dai già per troppo difficile. Lo scopriremo presto, ma ti dice dobbiamo inserire gli altri e si prende molte pause Conte quando dice dobbiamo avere anche un po' di pazienza, ci potrebbero essere degli errori, la richiesta di non essere trancianti subito sui nuovi che si devono inserire. È come se Conte avesse voluto più tempo per dover inserire alcuni. L'esempio immediato è ovviamente Lucca. Tu avevi preventivato tutto un percorso dietro Lukaku e adesso invece Lucca è stato costretto a essere titolare subito. Idem si potrebbe pensare per Beukema. Nel momento in cui ti viene meno Rachmani, Beukema deve essere buttato in mezzo subito, e adesso ne parliamo della formazione. Quindi gli infortuni, in base agli infortuni e alle rotazioni e alla gestione delle energie, i nuovi ci dovranno cominciare a dare una mano. Qual è il prossimo step? Conte ci dice che questo è l'anno più complesso perché sono arrivati i nuovi, quindi la squadra ha dei nuovi innesti e le aspettative, chiaramente avendo vinto lo scudetto l'anno scorso, sono diventate alte. Sono alte anche per i nuovi che vogliono giocare, che vogliono la squadra competitiva come l'anno scorso, e quindi sta a me migliorare tutti i nuovi e metterli a livello di quelli che già c'erano, di cui lui si fida. Questo è quello che io traggo da tutta questa conferenza e dal modo in cui ne sta parlando da inizio stagione. E poi gli chiedono proprio chi giocherà perché visto l'infortunio di Rachmani, chi giocherà in difesa e chi giocherà in attacco tra Lucca e Højlund. Conte ci ricorda, e non ce n'era nemmeno bisogno, che Amir insomma era un perno che ne ha giocate 38 su 38 l'anno scorso, e quindi è un'assenza importante, ma il mercato serviva proprio a questo, quindi noi ce lo dobbiamo aspettare che venga messo. Non è che adattiamo Di Lorenzo al centro e Mazzocchi dentro giusto perché erano l'anno scorso. È arrivato il momento di vedere un nuovo, e non credo all'ipotesi di un Buongiorno adattato a destra o di Juan Jesus adattato a destra per avere due, tipo la coppia Juan Jesus Buongiorno. Non credo che sia arrivato il momento di Beukema. Lui ci parla sia di Beukema che di Marianucci. Per onestà, il mercato serviva a questo, sono arrivati per essere inseriti e perché ci aspettiamo, quando si gioca ogni 3 giorni, che possano succedere queste cose, e quindi ci devono dare una mano anche i nuovi.
non a meno che, insomma, ma non sia tutto sorrisi e poca applicazione per quanto riguarda quello che sta vedendo negli allenamenti, e Marianucci lo scavalca addirittura nelle gerarchie. Marianucci arriva per essere il quinto, insomma, tu puoi pensare Marianucci davanti a Juan Jesus, ma gli allenatori non sono i tifosi, l'esperienza di Juan Jesus conta. Però insomma io ad oggi mi aspetto Beukema. E poi la domanda gliela insiste, dice no, ma io devo sapere proprio i titolari per il fantacalcio. E Conte, lasciamo stare col fantacalcio che siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti, fammi giocare questo, fammi giocare quest'altro, cioè siamo arrivati anche all'assurdità, no? Cioè nel senso che che ci chiedono. ovviamente si diverte, viene un po' così, dai, già pure devo pure rispondere sul fantacalcio, eccetera eccetera. Vedi l'ossessione del fantacalcio. Gli amici bellini stanno cercando di tenermi sano perché aggiungo un fantacalcio al giorno e non va bene, ma lo faccio anche per stare insieme, per divertirci. Quindi buongiorno, come sta? Che settimana ha avuto? Cioè la sosta come l'ha vissuta? E ci ripete Conte che è recuperato, è pronto, l'ho mandato anche in campo, però anche a lui manca il campo da titolare, manca la continuità, il minutaggio. Quando glielo diamo questo minutaggio, la mia domanda è: perché è strana la situazione di Buongiorno, ragazzi, cioè a parità di condizione Buongiorno Juan Jesus, non c'è dubbio, gioca Buongiorno titolare. Quindi se Buongiorno è stato recuperato a pieno, deve giocare lui. L'unica idea è magari tu te lo vuoi giocare in marcatura su Holland. Sto pensando, magari non vuoi rischiare, o forse la gestione di Buongiorno sarà diversa, cioè non è più considerabile un titolare inamovibile alla Rachmani dell'anno scorso, ma forse fisicamente va un po' più gestito e magari quindi ne gioca una, per esempio Juan Jesus, Beukema contro la Fiorentina e Beukema Buongiorno contro il City. Me ne vado per un'idea, però è un tema importante questo di Buongiorno, perché sì, ha recuperato, sì, l'infortunio, l'operazione, è completamente recuperato, però non partiva titolare. Poi gli si chiede anche su Elmas e su Højlund come hanno lavorato, e lui, Conte, ci risponde che sono andati anche loro in nazionale, quindi non è che li ha visti tanto, però li ho visti bene, sono pronti. È inevitabile che più poi stanno con noi e meglio è per l'inserimento, ma a noi servono subito, quindi l'idea di un inserimento di Elmas, vediamo, su Højlund, ma sta aumentando la possibilità che Elmas sia il 12esimo. Calma. E poi si chiede anche del portiere, domande legittime, queste qua sono curiosità giuste che abbiamo anche noi tifosi, e ci ricorda Conte che Alex è una garanzia perché è il portiere dei 2 scudetti, Vania viene da una realtà diversa, quindi dà sempre il peso della squadra da cui provengono i nuovi acquisti. Ci sarà modo, dice Conte, per vedere anche Vania, e ci ricorda anche le caratteristiche diverse, cioè 2 portieri con caratteristiche diverse. Dovrà giocare, prima o poi dovrà giocare, non me lo aspetto subito, però dovrà giocare. Se dovesse pensare a un turnover, anche se col portiere in teoria dovresti stare tranquillo, anzi c'hai la riserva Contini si è fatto male, c'hai la riserva forte, quindi se succede una cosa ce l'hai la riserva, quindi io credo che si possa fare doppio Meret anche in questo caso, cioè campionato e Champions le fa tutte e due lui. Se dovesse fare una io direi Meret in Champions, secondo me metterebbe Meret in Champions e Vania contro la Fiorentina, credo io. Anche se il City gioca con la difesa a centrocampo, un lancio di Vania direttamente per la profondità di Højlund. Quali sono le insidie? Lei rappresenta la certezza, quindi quali sono le insidie con la Fiorentina? Ci sa la domanda sulla Fiorentina, la premessa è un po' strana. Gli ultimi 3 anni Conte è il più bravo al mondo per raccontarti le squadre avversarie con quello spauracchio, sono i più forti del mondo. Sassuolo, Cagliari, a Fiorentina, quando ci sarà da parlare, a Cremonese, è adorabile, ma non dice cose sbagliate o cose false. Cioè la Fiorentina negli ultimi 2 anni 2 finali europee, è una realtà consolidata, hanno fatto un buon mercato e sarà tra quelle 7-8 squadre che daranno fastidio. Chissà come l'ha visto, è tornato stanco, qual è il sostituto
via chissà, perché ne abbiamo parlato tutta l'estate, che non c'era un giocatore con quelle caratteristiche per farlo, e io vi ho detto, se prendi Elmas, non dico che Elmas ha le caratteristiche di Anghissà, ma è uno che lo può fare, a cui puoi chiedere il lavoro di sacrificio, puoi chiedere l'avanti e indietro, sì, è più a suo agio sotto la punta o da esterno sinistro, va benissimo, ma io l'ho sempre visto come l'erede naturale, mezzala sinistra di Zielinski, che però ci aggiunge rispetto a Zielinski tutto un lavoro di sacrificio. Io me li ricordo le rincorse all'indietro di Elmas con Itaco, e quindi Elmas rappresenta tutto questo, e Conte è molto chiaro, dice: signori sostituti, tu ridi, cose, lo chiedi a me, lo sai tu, mi stai mettendo un dubbio a me, lo so già. L'infortunio di Lukaku ha cambiato i piani, ed è molto sincero ed è molto giusto che ce lo ricordi, cioè tu devi prendere Højlund e quindi non prendi un centrocampista che magari potevi prendere o avresti potuto prendere per sistemare anche il centrocampo. A quel punto se ne devi pigliare uno che ha quelle caratteristiche alla Ndoye. Elmas rappresenta la perfezione, perché ti può fare Ndoye non ti può fare la mezzala destra, onestamente non ti può fare il centrocampista vicino Lobotka. Elmas sì, poi deve funzionare, ma sulla carta era la scelta più giusta da fare, e io nel brodo di giuggiole sto. Quindi Anghissà è tornato ieri, sta bene, ha fatto questo paio di allenamenti, sta a disposizione, grazie a tutti. Ok, quindi, e vi chiedo i like finali, c'è qualcuno che mi ha scritto: ci devi dire dove vuoi l'hype, e di base, perché voi avete tipo 3 hype a settimana, e avete ragione, dobbiamo stabilire dove andare pesante con l'hype. Ci sto ragionando, credo che voglia hype sull'analisi tattica, quando mi riesce di fare l'analisi tattica approfondita. Questa delle conferenze è mi piace, però forse vanno bene i like, gli hype devono stare sull'analisi tattica e forse sulle reaction che possono arrivare a gente che invece ha meno tempo da perdere. La reaction è cotta e mangiata, è tutto sentimento, quindi sentimento e ragione e sentimento, e là facciamo l'hype, e poi il terzo ve lo giocate voi. Quindi Wagyu, per quanto riguarda come al solito la simulazione videoludica, ci rispostiamo sul Fluidzot, youtube.com/Fluidzot, dove potete andare, iscrivervi. Io la faccio gaming a metà in inglese e in italiano, e lì vi porto la formazione che credo Conte schiererà, e vediamo come finisce. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Fiorentina-Napoli, perché come al solito finisce esattamente con gli stessi marcatori, con gli stessi assist, cioè proprio è preciso. Quindi ancora una volta grazie per essere arrivati alla fine del video, siete i miei eroi. Se siete abbonati o avete intenzione di farlo adesso, iscrivetemi immediatamente in privato, così posso aggiungervi al gruppo Telegram dedicato agli abbonati, e se c'è ancora voglia di fare il fantacalcio, abbiamo un'altra possibilità che non ha limiti di numero. Da New York, Valerio Pluto è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Conte ha lasciato il like, e voi?